Questo programma è offerto da Sta vita le capite, gira una rota, te trita e t'arrapiglia. Nata vota, si veghi nei capelli. Maratona, si veghi nei cocaina. E signava ancora, e ci mattina blitz. Pare una guerra, ci mattina a rizz. Chiama Michelle, si devo fare una pizza. Scina a Furcella, si ti accattano un disco. Lucarello, vuoi casa nuova, ma stai in di casa nuova. Mangia pasta, casa e ova, ci capistola e non la trova. Te fa fare pensiero, che te menano in terra. Tu che mi fai stallera, pure rinda all'inferno. O sai rinda quartiere, quando è tarantella. Ma quando torna a rete, quando la pensiero è bella. Guardo il mare, all'ultimo piano che sto hotel. Ma se a rinda stai male, è solo una cella a 5 stelle. Sotto Natale luce in coppia magazzino. Sotto Natale luce che casino. Sotto Natale l'occhio lucida innanzi ai vetrine. Sotto Natale da brucia chi tiene più vicino. Sotto Natale luce in coppia magazzino. Sotto Natale luce che casino. Sotto Natale l'occhio lucida innanzi ai vetrine. Sotto Natale da brucia chi tiene più vicino. Vulcanici Pod Club, oggi con noi Lucariello Maldestro, io sono Freda, all'altra parte del tavolo Daniele Ippolito. Presidente, posso partire con la sigla? Sì, Presidente, ancora non abbiamo capito di cosa, però partiamo con la Proviamoci. Sigla. Sigla! Diciamo, oggi sono un po' teso perché voi siete due brutti ceffi. E fai bene. La giusta ragione. Quindi sotto Vabbè, questo tu pure da capo però no, lo dobbiamo scoprire, però mi devo misurare con voi, quindi niente, io parto subito con una domanda su Lucariello, poi dopo mi tocca parlare anche con Maldestro. Allora, io volevo sapere una cosa: ti senti un po' responsabile, visto che tu sei stato tra i primi, diciamo, della scena rap, di tutto quello che poi è successo dopo, di tutte queste nuove generazioni? Cioè, ti senti, voglio dire, come un papà di quelli che sono oggi i nuovi rapper, la nuova scena partenopea? Guarda, quello che posso dire è che mi sento sicuramente parte di un grande flusso, no? Che è un flusso che probabilmente parte negli Stati Uniti, diciamo alla fine degli anni 70, no? E che, diciamo, questo grande, non so come dire, questa grande energia, no? Che appunto è legata al mondo dell'hip hop, no? Quello che posso dirti io, ma che ho portato avanti io, come anche altre persone, chiaramente, magari io e qualcun altro siamo quelli che hanno continuato a fare questa cosa e che ancora oggi stiamo facendo i dischi, ancora oggi stiamo in mezzo a questa roba al 100%. Però sì, abbiamo avuto un'intuizione, nel senso abbiamo cominciato a fare questa roba pensando, sentendo i dischi americani e dicendo: wow, chi stanno parlando in Uio? Cioè stanno parlando del loro quartiere, della loro situazione molto local, molto stretta, ma che in realtà era un fenomeno globale, no? E che quindi ci sentivamo anche nostro, quando sentivi Nas che raccontava certe cose e scendeva sotto casa di mia nonna in Dubaku, vedevo lo stesso scenario, no? E quindi era il raccontare quella cosa lì, non con un linguaggio anche dal punto di vista ideologico più costruito, che era quello poi che in realtà in Italia si stava facendo con il rap già da un po' di tempo, no? Quello che facevano i 99 Post, gli Alma Megretta, tutto un percorso, no? Che era più ideologizzato, nasceva nei centri sociali, eccetera. E anch'io sono stato parte di quella cosa là, sulla scia finale. Però quello che è scattato è che proprio, diciamo, no, ne abbiamo parlato.
cioè proprio a lingua e lo guaglione, lo compagno amico che stava nell'eroina a Bascio Palazzo, perché è quella cosa là è vera, quella cosa lì meritava una fotografia, meritava un racconto. Napoli in quel periodo era quasi solo neomelodico dentro i nostri quartieri, anzi non quasi solo, era solo. Diciamo che il popolo, il quartiere lo raccontava la canzone neomelodica. Era la canzone neomelodica, a parte pochi casi dove però si sai, parla nei un po' tradimenti, nelle cose. però era tutto amore, cosa da parle niente, era come, c'era una forma secondo me di oscurantismo, non so come definirla, dove non sapeva parlare certe cose, no? Quasi andava musica non c'ha zic, questa cosa che non se ne parla. E invece cioè, non era proprio il fatto che volevamo parlare quella roba là. E quindi questo sicuramente è stato un punto di partenza che ci ha messo insieme. Ti parlo del primo periodo in cui abbiamo fatto queste cose con Luca Antonio, no? Con Peppo Red, cioè eravamo un gruppo di noi che avevamo deciso proprio di fare questa cosa qui in un certo modo, e quindi quella cosa lì inevitabilmente oggi è diventata Geolier, è diventata tutto quel mondo là, perché è figlia di quel discorso, no? di quella cosa. E noi era proprio un nostro sogno che ci fosse, cioè io lo pensavo, io volessi che un giorno ci sta uno come Geolier, nel senso che è un ragazzo che nasce in una situazione totalmente tranquilla, umile, eccetera, e che a un certo punto diventa una star di questa roba qui. Che parla a tutti. Freschi. Antonio Maldestro, ciao. Ciao, Fratello. ciao. Ciao. Ciao, salve. Ciao. No, ero interessato a sentire quello che diceva Luca. Anto, riguardo la questione di raccontare della verità, raccontare di contesti vissuti, io penso che tu sei un poco una mosca bianca. In che senso? Nel senso che in particolare negli ultimi decenni, come diceva Daniele, la responsabilità in qualche modo di raccontare queste verità, questo mondo, diciamo, è stata una prerogativa del rap. Tu in qualche modo esprimi quella verità, quel tipo di mondo, la tua forma è la voce e chitarra. Come declini questo linguaggio? Tra l'altro, per la mia storia, per la provenienza dove vengo io, sarebbe stato più facile fare rap, no? Come assolutamente sì. come situazione, no? Perché diciamo, lo storytelling ce l'ho bello impregnato, forse ho molta più esperienza nel campo di tantissimi rapper che raccontano quel mondo, ma è un'esperienza di vita ovviamente, perché ho vissuto determinate situazioni nella mia vita che mi hanno portato a vedere quello che Luca Riello poi racconta nei testi, no? Questo pezzo che ha raccontato, a parte la breve parentesi che voglio raccontare su quando ha detto Cinga Madina Rizzi, si chiama Michelle. Considerando che mia mamma si chiama Michelle, vorrei delle spiegazioni. Devo chiamare mia mamma, cioè mamma, ma che Ti giuro che almeno sai niente, ma niente, ma io sono aperto, cioè, però almeno avvisatemi. Scoprirlo così, diciamo, fa male. Non vorrei che fosse a Vulcanici che scomugliamo i funucchi. Però in quello che lui raccontava, no? nel suo modo di raccontare, io ho Blitz l'ho vissuto mica solo una volta, cioè comprendo appieno quello che lui racconta, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, ho visto il carcere molto presto, piccolino, conosco proprio tutto il sistema, però sono cresciuto con i Mano Fossati, insomma, in un certo senso, quindi ho cominciato a suonare pianoforte, quindi studiando Bach, Chopin, però la cosa figa è che quando era a finestra si fumava Leonardo, Gigi D'Alessio, e si andava a mischiare in tutta quella roba che era la musica classica, e quindi avevo diversi codici, avevo i codici di quell'ambiente là, ma avevo anche altri codici che ritrovavo attraverso gli spartiti, il pianoforte. Ed è stata la mia formazione primaria poi a portarmi a esprimermi con la chitarra, col pianoforte, semplicemente perché ascoltavo quei mostri sacri, quei maestri, ed è stato quasi naturale poi voler essere come loro, cioè almeno come io penso che tutti quanti noi artisti iniziamo
per emulazione, no? Mi piacerebbe Chiaro, esprimermi come voglio Ma- somigliare, voglio e certo, poi ci metti del certo, e tuo, poi ci eh. metto il tuo. E i primi sono stati insomma i cantatori, Gabber, Fossati, anche se ho sempre amato il rapper, il rap come genere, e ho scritto anche rap, cioè la mia prima canzone da bambino, dall'adolescente è il rap, quindi Chiaro. è un Ma- linguaggio che ho. Questa voglia poi di cominciare a scrivere a modo tuo, no? Diciamo come cantautore, è stato perché avevi fatto quegli ascolti, perché studiavi il pianoforte, o perché poi sentivi il bisogno di scrivere quello che era il tuo mondo che ti circondava? Cioè, qual è stato lo switch che ti ha fatto cominciare a scrivere, a sentirti cantautore? Ma in verità Dani non mi sento cantautore, cioè nel senso io dico sempre io non sono cantautore, io faccio cantautore, cioè io sono Antonio, poi Antonio ha 50 modi per esprimersi, attraverso il teatro che è la mia prima forma d'arte, Ne io parleremo dopo. vengo dal teatro, attraverso la musica, attraverso la scrittura principalmente è il mio fuoco, cioè nel senso la mia esigenza, La tua voce, non posso non le puoi fare almeno. no, posso farmi cantare, posso farmi recitare, ma non posso farmi scrivere. Cioè io voglio esprimere come cazzo voglio, cioè non devo dare, cioè il momento in cui tu cerchi di compiacere il tuo pubblico è finito, non è più arte. Invece sono del parere che l'arte va distrutta prima di essere creata. Se tu non distruggi tutto quello che hai fatto rimani ancorato a quello che hai fatto. Diventi Quindi- l'imitazione Questa è di un te po', stesso, questa è un po' da diciamo. pittore, questa cosa. E l'arte pittore è l'unico che essendo ipovedente, insomma è l'unico che non non pratica. Però prima o poi qualche schizzo, Ah, così hai cicata. Lo schizzo hai cicata. esatto. Cosa ci fai ascoltare, Antonio? Ah, è che turno mio questo. Ascolta, è un pezzo che ho odiato per molto tempo. Perché Giusto per lasciare no, perché l'arte che va distrutta. Quando i pezzi più grandi famosi ci sono successi, poi li canta sempre. Io ho sempre rifiutato di cantare, infatti nei concerti non li facevo. Un po' con Quindi oggi problematici. ci dobbiamo ritenere fortunati. Che lo No, stiamo- perché ci fatto pace. Ah, ho capito. Sono cresciuto come essere umano. Avete chiarito? Ho Cioè, avete chiarito? E quindi faccio abbi cura di te, anche perché in questo periodo è necessario. Vai, ci sono. Vai. Ama le foglie che il vento ha raccolto e ha mucchiato sui muri. Ama le noie che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che hai finto di avere magnifici orgasmi. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove. Non pensarci più, è questione di qualche minuto e arriva il futuro. E abbi cura di te, abbi cura di te, origliando l'amore. E abbi cura di tutte le cose, anche di quelle che fanno dolore. Abbi cura di te, abbi cura di te, fino all'ultimo giorno, fino a che questa strada si spenga senza fare ritorno. Abbi cura di te. Alla chitarra Federico Longo, al pad Claudio Sannino, alle tastiere Graziano Donaduna. Grazie per questa velocità nel fare questa produzione. Io volevo chiedere un'altra cosa, è una domanda che faccio ad entrambi. Diciamo che in questo momento
la canzone in napoletano, non la canzone napoletana, la canzone in napoletano è un po' sulla bocca di tutti, no? Cioè è diventato quello che per noi della nostra generazione, perché penso che a casa mi più picchiti. Anche le mura ci sono. La canzone in napoletano è diventata un po' quella che per noi era la canzone in inglese, cioè che imparavamo i testi oppure a cantare in inglese senza neanche sapere il significato. Oggi sta succedendo questo con la canzone napoletana, la canzone in napoletano, cioè che in tutta Italia cantano le canzoni in napoletano, grazie un po' anche alle piattaforme e cose. Come ve l'ho spiegato voi questo fenomeno, se così lo vogliamo chiamare? Ma io diciamo che non mi spiego il contrario che c'è stato in questi anni. Cioè questo posso dire che guarda, io penso che io ho scelto di fare musica nella vita perché penso che sia una delle cose più potenti che abbiamo a nostra disposizione. Non a caso poi in passato, durante diciamo periodi di oscurantismo spirituale, la musica era considerata una roba pericolosa, demoniaca, no? Sì. E Napoli è un popolo, è un organismo, non so come definirla Napoli, sicuramente non è solo una città. Napoli ha dedicato e ha capito il potere di questa magia. Anche un po' unica, no? Perché poi l'unica città dove c'è un linguaggio, voglio dire... L'ha sempre sentita sua questa cosa e quindi l'ha anche sviluppata. Cioè Napoli, come ti posso dire, se esistesse un investimento sulla ricerca, Napoli la ricerca musicale l'ha cominciata anni fa ed è sicuramente ad un livello più avanzato dal punto di vista del linguaggio, del suono, rispetto probabilmente al resto d'Italia. Io sono convinto che Napoli, dal punto di vista musicale, il napoletano, sia stretto all'Italia, cioè sia una situazione che in Italia si sente ristretta, perché Napoli dialoga direttamente col mondo, ma questo è un fattore che non è che sono io che sono un invasato e vi sto dicendo questo, può essere pure, però il fattore è che se tu chiedi a un newyorkese dimmi una canzone napoletana, probabilmente, cioè una canzone italiana, probabilmente ti dirà o solo mia, probabilmente ti dirà il nome di qualche canzone napoletana. Il problema al contrario, che io personalmente ho proprio vissuto sulla mia pelle questa cosa qui, è che quando io o chi come me in quel periodo portavamo un pezzo in napoletano a un direttore artistico di una radio o da un discografico, ci dicevano che era a Milano, chiaramente, perché poi stava sempre tutto là a Roma, all'inizio ancora c'era Roma, poi è finita anche Roma. Ci dicevano no, ma questa è una roba da sfigati, questa roba non uscite dal vostro quartiere. Tu con questa roba ti sentono nel tuo palazzo, nel tuo quartiere, perché è una roba in dialetto da sfigati. Questo mi dicevano. Questa era la risposta. Direttori delle radio ancora oggi che stanno lì, direttori delle major che ancora oggi certo, stanno ci hanno lì. visto lungo. Quindi dicevano questa roba qui. Perché? No, ma poi c'è anche un fattore, diciamo, più sociologico dietro questa cosa, ed è il fatto che all'epoca il ragazzo di 20 anni, di 18 anni, di 16 anni era nel 99% dei casi il figlio di un emigrante napoletano che stava al nord, e quindi per lui il napoletano o comunque la lingua del sud era considerata una roba di papà, che per l'adolescente a roba di papà è sfigata. Chiaro. E quindi diceva una roba come non mi appartiene. Poi dopo l'esplosione di Comorra, che in qualche modo ha fatto diventare figo il napoletano, io questo proprio l'ho visto in evoluzione, questo passaggio. Ne parlavamo l'altro giorno. Anche perché ne sei parte, voglio dire. L'ha fatto diventare figo, quindi è andato a un certo tipo di pubblico che non era più quella generazione, ma la generazione immediatamente dopo, quindi non sentivano questo peso del papà che parla napoletano e tu sei un'altra cosa. E quindi praticamente si sono unite le due cose, è diventato figo e quindi a un certo punto ha cominciato a cacciare fuori la sua vera natura. I social hanno bloccato questi direttori artistici che ormai stanno loro appresso a TikTok e al social per capire chi è l'artista che va più forte, e quindi questo passaggio secondo me ha liberato Napoli da questo punto di vista. Io volevo chiedere a tutti e due, allora, voi avete una espressione artistica codificata, diciamo, nelle canzoni, così. Però entrambi vi esponete
anche in altro modo, anche al di fuori. Cioè, Antonio, tra l'altro hai un podcast seguitissimo che è Demons, in cui tu ospiti artisti e parli anche sui tuoi social. Molti dei tuoi contenuti non sono contenuti di canzoni, non sono contenuti pubblicitari rispetto a quello che fai, ma sono contenuti dove tu ti esprimi e dici io penso questo. Lucariello anche, noi ci siamo conosciuti in carcere, che detto così diciamo Un passeggiato, In realtà ci siamo conosciuti in carcere e poi in Parlamento. e quindi- poi in Parlamento, che è una cosa che diciamo strana. sono due posti che secondo me hanno un legame profondo. Grazie a Raffaele Bruno. In Dano Bar, no, non era cosa. Esatto, non era cosa. Grazie a Raffaele Bruno che si batte, diciamo, tutt'oggi per il teatro in carcere, per il teatro nelle carceri. Allora, rispetto alle vostre attività artistiche, quanto è importante il supporto dell'azione al di fuori dell'arte? Cioè, avrebbe ugualmente senso quell'arte lì da sola oppure no? Allora, io non capisco il contrario, nel senso non capisco quelli che non parlano, semplicemente perché io prima di quello che dicevo prima di essere un artista, io sono un essere umano che respira, che ha le sue fragilità, le sue sensibilità e tutta una serie di cose che ci accomunano. E quindi prima di essere tutto quello io sono uno che pensa e che ha il diritto di esprimere il dovere di esprimere il proprio pensiero. Appunto è una responsabilità, cioè è una cosa che fa. Il fatto che diventi responsabilità vuol dire che le cose non vanno bene, perché io incontro molti commenti sui miei video e dice ma tu fa l'artista, come se l'artista non pensasse, come se il falegname non pensasse, come se tu sei rilegato. Torna un po' al discorso che diceva lui prima, che prima li tenevano un po' legati, no? Gli artisti che si esprimevano, la musica era un po'... Ma è sempre così, soppressa. a me è capitato molte volte a suonare i concerti, l'ultima cosa mi ricordo a Torino, non mi ho detto suonare perché un giorno prima non mi fece suonare, una radio non mi venne a intervistare, avevamo già concordato, una radio importante, perché avevo parlato male di Salvini, insomma, e questa è l'epoca in cui io vivo. A me ci fanno così, è più un grip, no? Più ti fanno venire un genere fa. Sì, perché soprattutto in questo periodo storico, al di là dei lavori che facciamo, dei nostri ego messi lì come bucato al vento, eccetera, eccetera, è una parte che ci sta, l'artista l'ego fa parte dell'essere umano e deve essere assolutamente accontentato, ma non comprendo come in questo periodo storico artisti che trovano una voce in capitolo non riescono a parlare perché hanno paura di perdere il proprio orticello. Prima Luca ha fatto un'analisi su quello che è diventato il rap, no? Su quello che io, guardando probabilmente da fuori, ho un altro tipo di visione, perché io amavo il rap proprio perché il rap era un punto di rottura rispetto a tutto quello che ci propinavano, no? È un po' più libero. Lo Star System, soltanto che è diventato Star System ora sì, adesso c'è stata questa svolta, sì. Gioielliere, non parlo di gioielliere umano, parlo di gioielliere artista, per esempio, per dire gioielliere perché è uno che oggi ci rappresenta, cioè non rappresenta me, ma dicono che rappresenta i napoletani, no? E questo è anche un altro errore che commettono i giornalisti, insomma, che a me mi rappresenta, no? Quindi non mi rappresenta il pensiero suo, ma come il suo tanti altre, e quindi prima dicevano Lucariello è un fatto storico che uno esce da un ghetto nella umiltà e poi diventa una star. Il problema è che poi sanno da mettere in un altro ghetto, che è quello dei brand, quello di un sistema dove tu devi mettere la maglietta in gola per fare i soldi, devi mettere che la lenta là, devi dire ai tuoi giovani indossate queste scarpe perché sennò non valide niente, e tutto questo è molto pericoloso della droga, molto più pericoloso, perché va a scavare laddove non si vede, le persone non se ne accorgono, ma un bambino, un maglietta dei miei cugini che 7-18 anni che si accattano le scarpe 1.000 euro e fanno fare i debiti ai genitori per comprarsi quelle scarpe, perché un rapper che sa cantare invece il dissenso e sa cantare cosa dice da mettere che la scarpa però questa è una cosa che viene già dall'America, questo. ma noi abbiamo tutto istruzzato dall'America, cioè, è una cosa buona, insomma, no, non è che poi penso si sono rimasti pochi che l'America trasporta a merda, noi la facciamo pigliare a merda, insomma. È rimasto pochi in America di buono.
Quando si parla di auto e affidabilità c'è solo un nome. Qui trovi professionalità, offerte vantaggiose e la certezza di avere sempre la soluzione giusta per te. Picano, la mia scelta, la tua strada. Cerchi un fornitore di energia con offerte imperdibili? Che ti dia la possibilità di acquistare prodotti green senza mai rinunciare alla qualità? E con servizio cliente efficiente ed affidabile? Io quel fornitore l'ho trovato ed è Union Gas e Luce. E grazie all'app puoi gestire le tue utenze in totale autonomia, perché Union non ti lascia mai solo. Voglio. Mo stiamo un po' esagerando, eh? Ti volevo chiedere una cosa, hai toccato tu prima l'argomento, se no io non l'avrei toccato, ma se non fosse stato quello che è stato il tuo trascorso, forse oggi quello che sei è frutto di tutto quello che tu hai vissuto. Oggi se tu avessi passato un'infanzia, voglio dire, tranquilla, saresti lo stesso artista di oggi? Ma non sarei proprio Che artista saresti? Sarei un essere umano diverso completamente, probabilmente. Ma forse non saresti un artista. Insignificante, cioè, non lo so, sarei un impiegatuccio, senza offesa di impiegato, ovviamente, però ecco, tutto quello che siamo è tutto quello che ci ha deviato, senza deviazioni, in senso positivo, voglio dire, senza deviazioni della vita. Se ne avessi avuto quel tipo di dolore, quel tipo di situazioni, probabilmente non avrei avuto neanche l'esigenza di scrivere. Anche se sono sempre stato un bambino sensibile, questo poi te lo dà la biologia, perché mi ricordo che piccolino io, quando arrivavo gli amici miei che tagliavano le code alle lucertole, eppure facevano insomma di botteggi con le botticine, le minere. Mi ricordo che io tornavo a casa e piangevo con mia mamma, dicevo: ma perché gli amici mi fanno questa cosa? E a me nessuno aveva detto non si uccidono le lucertole, era il mio istinto, quindi la sensibilità è sempre stata una mia, una cosa innata, e poi sopra, ma fortunatamente io dico, è importante avere schiaffi dalla vita, vuol dire che stai vivendo, vuol dire che comprendi delle cose, quindi io senza tutti quei dolori, sarebbe un elettroencefalogramma piatto, non sarei niente probabilmente. È bello questo riferimento che hai fatto, mi permetto di collegare a questa cosa che hai detto, no, rispetto ai rapper, diciamo, qual è il mio punto di vista più profondo, no, rispetto a questa cosa, perché ti ripeto, come dicevo prima, io mi sono avvicinato a questa musica negli anni 90, quindi nel pieno del momento delle posse, di quello che era diciamo quel movimento degli anni 90. Cioè il primo palco sul quale sono salito è stato quello di Officina 99, un centro sociale, quindi ti fa capire da che cosa vengo, no? E io ho vissuto intensamente questa contraddizione interiore, no? Diciamo che da un lato sfocia su un lato più ideologico, dall'altro lato secondo me ha più uno spessore dal punto di vista puramente psicologico. Io in quegli anni vedevo, che ne so, i figli dei magistrati o delle persone ricche che camminavano con i pantaloni strappati, ma non strappati di moda, strappati proprio a povero, con la scarpa rotta, con le cose.
perché si vergognavano in qualche modo dei soldi che avevano e quindi volevano questo è un fenomeno che unificarsi, c'è no? sempre stato. A una roba alternative, no? Perché era quel movimento che tu dicevi io sono alternativo a tutto il resto, no? E quindi nascondo, no? Poi in realtà la grande contraddizione che c'è nella mia vita, che magari mio padre fa l'imprenditore, ten 50 negozi, no? Sta nel pieno del capitalismo, però poi io faccio, no, questa cosa qua alternativa, eccetera. Quindi c'era un grosso contrasto, no, rispetto a queste cose. Noi viviamo un mondo che è un ecosistema, cioè è fatto da tutta una serie di realtà che si legano l'una all'altra. E io mi ricordo che avevo 2 quadri proprio davanti, che anche io musicalmente ho ascoltato il rap già da piccolo, però chiaramente ho una formazione musicale ampia, nel senso anche io ho ascoltato tanto i cantautori, ho ascoltato e ancora oggi li ascolto tanto, musica classica, ascolto tanto. All'epoca c'era anche molto grunge, no? C'era molto, il rock aveva una serie di... E quindi io vedevo davanti a me 2 esempi in qualche modo, no? Da una parte c'erano i Nirvana, c'era Kurt Cobain che da lì a poco si sarebbe suicidato, e c'era questa roba anche di un'ampia diffusione di droghe, di eroina in quel momento storico. C'era da un lato il mondo ideologico, tra parentesi autodistruttivo, dove anche poi molti artisti che facevano parte di quel movimento hanno subito questa contraddizione interna che spesso è sfociata nella droga, spesso è sfociata in un meccanismo autodistruttivo, perché c'era quella roba lì, ci si sentiva secondo me contro un grande gigante enorme, e quindi probabilmente psicologicamente la risposta più facile era evadere, no? In qualche modo Sottrarsi al sistema. Sottrarsi. Diciamo. Dall'altro lato della medaglia io vedevo Tupac. Vedevo un ragazzo invece cresciuto in una situazione con la mamma in carcere, un ragazzo che comunque aveva strumenti intellettuali. Tupac non era ignorante, Tupac era uno che veniva dal ghetto, ma era un ragazzo che aveva fatto il college, ha studiato, cioè aveva un percorso, no? E quindi lui diceva questa roba qua, diceva io ok, mi togli ogni giorno, io sto morendo di fame, tu ti mangi ti vedo che stai mangiando i prosciutti, le cose eccetera, ti chiedo se mi dai un pezzo di pane e mi dici no, la seconda volta mi dici no, la terza volta mi dici no, ok, scendo la pistola e mo vengo a pigliare, no? Quindi i miei 2 esempi, no? In quel periodo storico, ti sto dicendo che avevo già 17-18 anni, ero un ragazzo, per me era quella roba lì, cioè ok, cioè io mi sento più vicino a questa roba qua, perché io quel mondo lì che tu hai vissuto in prima persona dall'interno, io l'ho vissuto che stava nel mio quartiere, quindi lo vedevo dall'esterno, cioè la mia famiglia andavano a fare il volontariato in chiesa, cioè erano quelle persone, quelle migliaia, quella maggioranza stragrande delle persone che vivevano in da 167 a Scampia e che non avevano un cazzo a che fare con sto mondo, non avevano nessun tipo di rapporto e che anzi lo subivano. Però era una maggioranza debole. Era una maggioranza sicuramente debole, ma perché debole pure che andremo in pistole, cioè nel senso noi comunque ci muovevamo il livello pacifico, no? Certo. Però ti dico, c'era molto questa voglia. Invece oggi questa maggioranza che all'epoca era debole, oggi la vedo più forte rispetto alla minoranza. Tu dici? Non Io lo so, oggi c'è ho più questa comunicazione sensazione. Io vivo in un oggi. quartiere popolare. Io vivo al centro, diciamo. Ah, ma tu parli del fenomeno criminalità, non in generale? Sì, ok. sì. Vedo che oggi la maggioranza che una volta era debole, oggi ha un po' più di forza rispetto a quella di prima. Cioè, Ma sicuramente ha preso più consapevolezza. Io in alcuni rioni dove ci vado ancora perché abitano le mie cugine, vado a trovare. Tu sei figlio unico, Antonio? C'ho una sorella. Ah, ok. E praticamente dove prima stavano delle piazze di spaccio, perché di solito in certi rioni si mettevano a spacciare nei palazzi, quindi il pusher dirigeva il palazzo, certo. Quando la gente usciva, aspettate un momento, si va là, Una cosa di una tristezza. No, e la gente ormai era abituata. Era diventata la normalità, quella è la cosa. Quando hanno visto invece che si poteva senza e che era molto più bello, quando hanno smantellato un po' la situazione e ci provavano a rimettere in piedi le situazioni, era la stessa la gente del posto che chiamava la polizia. Per smontare tutto Ha capito che poi chiamando la polizia non succedeva niente. Non succedeva niente. Anzi. E quindi su questa, però comunque sono sempre posti lasciati un po'
se stessi. Comunque ci sarebbe molto da fare. Ci sarebbe ancora da fare ancora. Molto da fare. Forse con l'avvento, no? Se passiamo gli anni, stanno nella penna metropolitana sul corso, a Capodichino, insomma, queste possono essere risorse che permettono poi di collegare la città ancora meglio e di far fluire. Perché non è tanto andare noi da Scampia al centro, ma è riuscire a portare a quelli del centro nel nostro quartiere. Quindi perché questi qua del centro devono venire nel nostro quartiere, che gli offriamo, e quindi bisogna operare sui teatri, sui cinema, sui luoghi di aggregazione, creare dei flussi che permettono poi anche di sviluppare una questione economica in quel posto, quindi di creare lavoro, eccetera, eccetera. Ma proprio a livello urbanistico, se il problema per esempio del centro è la movida che fa bordello, e per esempio si aprono dei locali live un poco fuori, e per esempio la metropolitana sarà avuta, non dico assai, non dico fine 5 mattina, ma fine 2, ma fine 2, forse si apparono un poco di cose, però la buttiamo là. Lucariello, ci fai ascoltare qualcosa? Vai, ma comunque è bello questo discorso. Sto viaggiando, no? Perché poi ti rendi conto di tante cose. No, ma infatti io. Cioè, ti fa capire, ti dico, perché uno comincia a fare sta musica qua, perché uno racconta questa roba. Perché è proprio quello che diceva lui prima, no? Il fatto che se tu a un certo punto vivi certe cose, no? E dopo diventa una cosa più forte di te tirarla fuori. E viverla, io quello che l'ho vissuto io l'ho vissuta come un empatizzare con quello che per me era il nemico primario. Cioè per me chi là che stava a base in due palazzi e che non ci faceva campare quieta fondamentalmente, e che uno voleva in tutti i modi provare a rompere quella cosa, ma quello significava mettere in discussione i tuoi parenti, la tua famiglia, ti sparavano. Ma a me un fucker doppio, perché io o palazzo che la fa no, certo sei unico. No, ma è così, perché questi sono come non amarti. Vado a spiegare gente, no? Perché poi negli anni a me nel mondo della musica mi hanno fatti di cotte e di crude, no? Mi hanno fatti chiamare a mia mamma un sacco di volte i giornalisti, e io sono molto agguerrito, perché mia mamma dice: ma mio figlio che c'entra con questa roba? Perché buttare fuori sta roba, che grazie carina, solo subita sta roba, no? Non dico, ma pure nell'ambiente, quando sono giù a Sanremo, prima maggio, a poco la buttare la Camorra, lo so, immagino. Capisco. Cose bruttissime. Guarda, la sicurezza è che non hai fatto una decina di platini, che sei claro, quindi la Camorra non c'è stato. Hai riciclato ben poco. Hai riciclato ben poco. Senti, stanno i musicisti che stanno suonando tutto. Vai. No, facciamo un pezzo un po' più leggero di quello di prima. Un pezzo si chiama Chi ne Vito. Vai. Leggero nel senso un pezzo più d'amore. Mano che t'accarezzano mentre ti perdi ossai. Ti posso leggere in the date con mio braille. Giro vinile ca colonne Superfly. Tu mi guarda fissa in da luce e pomeriggio. Come fai? Cerca qualcuno che ti spoglia, che ti levi paura nei panni che tieni in culo. In un boglio che ponte. Tu sei un angelo, forse si favez, ma si quello che voglio. Ogni notte una canzone, si mariavola sotto il lenzuolo, affanna allucinazione, morso coppo cuore, tavola, lontana da folla. Magnana pongola, sorseggiando ribolla. Non ci sai fare amore che sta senza, a distanza ti fa sapore all'essenza. Non me ne fotte l'anno di differenza, come se l'anima tenesse una scadenza. Che sta vita mia, non so brava a dicere bugie, ti voglio bene. Emozionata nata canzone, sto aspettando solo, so sempre chi che sbaglia. Ma sacci che io perdono, che sta vita mia, una verità fra mille bugie, cercando bene. Emozionata nata canzone, sto aspettando solo, ho nata stella che abbaglia. Fa male ma ne voglio ancora. Antonio, prima parlavamo di tutte le tue sfaccettature delle tue arti, no? Ma veramente è così irrinunciabile fare dignità autonoma di prostituzione? Prima di rispondere a questa domanda voglio dire una cosa importante. Se un indizio è irrilevante, due indizi fanno quasi una prova. Mo siamo Lucarelli in 2 secondi pezzi, ti posso leggere in mezzo e dedo come braille. Mia mamma è cieca.
Prima Michelle, mo sta su dettaglio Rubrail. Giura. No, Voglio capire un attimo. allo scorso Sicile. Dopo questa, diciamo, chiacchierata, penso che dobbiamo un attimo valutare delle cose. Detto gli amici, sai, un po' gli amici. Detto questo, cioè, irrinunciabile niente, insomma, nel senso, Dignità è un'esperienza molto 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 bella, al quale partecipo da 3 anni. C'ho un buon legame, una stima per Luciano Melchionna, che è il regista, per Betta Cianchini, che è Però vedo che ultimamente nelle ultime edizioni ci sta qualche infiltrato, ho visto ci sta uno che è anche molto facile da infiltrare, anche perché è piscinino, perché è piccolino, che chi gironzola per il teatro, insomma, però devo essere onesto, non dà molto fastidio. Mangia poco, insomma, non se lamenta. No, a parte questa è un'esperienza, credo che tutti, massacrante, molto faticosa. Infatti quello che vedo da fuori dico mamma mia. Io ho scelto di fare l'artista per non lavorare. Dignità mi fa lavorare ha fatto fatica fisicamente proprio, capito? E quindi penso che non lo farò più. No, a parte questo, dico, però è un'esperienza che tutti gli attori dovrebbero vivere, perché il stare a contatto costantemente con il pubblico, quella vicinanza proprio in quelle stanze, in quella in quel modo, è una bellissima bellissima scuola, più di tante accademie, se rubano solo i soldi li voglio. È una cosa unica, mi permetto di come parte in causa, perché sono l'infiltrato di cui sopra, un'esperienza magica ed è una masterclass concentratissima, cioè praticamente nei 20 giorni di Dignità, chi è coinvolto ha la sensazione che siano passati 2 anni e mezzo di vita, a livello di poi vedo che nascono delle amicizie, poi voglio dire, si intensificano le amicizie, anche del grande sesso si fa a Dignità, posso dirlo? Sì, salutiamo Dignità, è bello, no, ma che già il mondo nostro è un mondo ballerino, in senso bello, dico, non è una critica, voglio dire, è una cosa piacevole che tutti gli esseri umani dovrebbero darsi liberamente senza nessun problema. Dignità c'ha questa veglietà, insomma, all'interno ci si può dare anche semplicemente. Quindi chi è l'amante e chi è la fidanzata? Tra me e Alessandro? No. Tra la scrittura e il teatro, per te? Ah, che bella domanda. Sono in un periodo della mia vita dove non concepisco più l'amante da alessiana, diciamolo così, nel senso come la concepivo prima, per trovare un rifugio oppure scappare da una situazione dove la lealtà è la cosa più importante, e quindi l'amante diventa la mia compagna stessa, in un certo senso. No, ma quello è il segreto del successo. E quindi ho l'amore per entrambe le cose, senza la scrittura non potessi fare proprio niente della vita mia. Quindi è l'incipit, il principio di tutto. Poi dopo viene il teatro, viene la musica, però la scrittura, cioè dire parole, raccontare parole, mettere parole insieme per raccontare un sentimento è probabilmente l'unica cosa che non è vero, non è una cosa che so fare, però è la cosa che più mi fa stare bene. Dopo ovviamente l'amore. Dove sei te stesso? Sì, ma ecco, questo è me stesso, sì, cerco. Ti sta stretta come cosa? No, ma sì, è una quando lotta uno continua. ti dice essere te stesso in una cosa, ti sta stretto. Sì, perché magari su me stesso in quella cosa, ma posso essere me stesso anche in un'altra cosa completamente diversa da quella. Non mi capi una cosa di un essere umano, quasi tante cose. Per questo non ho mai creduto ai partiti, a destra, a sinistra. Come si fa? Non c'è il rischio che ti vediamo candidato da l'Alzheimer, cioè, che tu quello l'ho già fatto io, quello. Ci ha pensato già lui. Ciao Lucarello, come stai? Benvenuto a Vulcani. Ci prendo un attimo il posto di conduttori. Scusate, perdonatemi questa digressione. Come mai quella scelta di candidarti anni fa politicamente? Io lo so che tu l'hai fatto con il cuore leggero e con il cuore buono. Anche perché poi lui quello che voleva fare lo fa comunque. Assolutamente. Dico, però spiegaci. Infatti è una domanda che volevo fare dopo. Mi avete preceduto, nel senso che per me era tutto legato, nel senso che lavorando da ormai tanto tempo nel terzo settore con questa associazione che si chiama Crisi come Opportunità,
ma perché proprio l'idea è quella lì, no? Luca, scusa, mi avvicini un po' al microfono. Di trasformare delle cose che sono delle crisi, delle robe pesanti in delle opportunità. Quindi lavorando ormai da 13 anni nei carceri minorili abbiamo costruito un qualcosa che mi portava anche a dire ok, forse possiamo far diventare quella che è un'isola, un'ipotesi che fa un'associazione che faccio così in qualcosa di più strutturale, cioè farlo diventare qualcosa che veramente potesse cambiare le cose, perché quando abbiamo fatto tutto questo discorso prima anche su quello che significa oggi essere criminali, i ragazzi che fanno i criminali eccetera, io sono convinto di una cosa: vivendo certe realtà tu o scappi, come hanno fatto molti napoletani purtroppo in questi anni, buona parte anche la mia famiglia, perché cominci a odiare, dici io non posso più avere a che fare con questa roba qui. Però è la cosa più facile da fare, scappare. È la fuga. Io ho pianto e ho deciso di restare, no? Decidere di restare significa anche cominciare a empatizzare con il tuo, tra parentesi, carnefice. Cioè cominci a dire aspetta, ma perché questo ragazzo che magari è vissuto come me, si va a scuola con me, si vinda a trombiscalo ru palazzo mio, non lo so, che stava con me, però perché chi si va a fare morto e no? Perché io sono nato buono, io sono nato perfetto e issa è nato monnezzo, o perché ci sta un discorso di povertà educativa, Sì, o perché c'è sta, quella è la base di tutto. Poi c'è qualcosa, c'è un diritto però. mancato, Sì. capito? Allora questo era diciamo la ragione primaria, che secondo me se si riesce a fare un focus vero dal punto di vista istituzionale su questa roba qui in maniera radicale, forte, secondo me è l'unico modo per veramente cambiare le carte in tavola. E invece noi ci dobbiamo tenere il decreto Caivano. Senti, ti volevo dire una cosa, se mettiamo sulla bilancia quello che tu dai quando fai questi percorsi nelle carceri rispetto a quello che tu ricevi, dove pende di più? Ma non lo so, sicuramente posso dirti da parte mia che io prendo tantissimo, cioè per me è una cosa che mi ha fatto e mi continua a far crescere, è una cosa che mi tiene tra l'altro insieme ai ragazzi, quindi sono ragazzi che hanno un sacco di skills, hanno un sacco di te le porti energia. a casa? Me le porto, come mi porto anche la pesantezza di quella roba lì, perché vedere un adolescente chiuso dentro 4 mura, te lo posso garantire, è un ossimoro, cioè una cosa violenta, è una roba ti che segna. ti senti un peso addosso, ma non perché, come ti posso dire, per un fatto di dire poverino, ma per un fatto proprio di energie. Cioè il carcere minorile, per quanto ci possano essere i mare fuori, le cose, le storielle eccetera, il carcere minorile è un posto di merda, è un posto dove i ragazzi soffrono, dove i ragazzi spesso hanno situazioni psichiatriche complicate. Cioè per quanto gli operatori, i direttori, gli educatori, tutti quelli che ci lavorano intorno fanno di tutto per cercare di costruire qualcosa di diverso, ma di per sé prendere ragazzi che hanno fatto un errore e mettere tutto quanto insieme, che si passano all'errore uno peggio in nato, in una situazione energetica terribile, che tu quando sei adolescente che sei una bomba esplosiva di energia, amigdala, sei istinto puro, chiuso là dentro, cioè non è una soluzione. E pensiamo che poi là dentro si risolvono i problemi da soli. No, là dentro i problemi aumentano, cioè è la cosa che mi fa riflettere di più dopo 13 anni di carcere minorile. Ti dico che i problemi non stanno in due carceri minorili, i problemi stanno fuori. No, ma io nella mia società ideale il carcere non esiste. Il carcere deve essere abolito totalmente, il carcere, la scuola, tutte queste gabbiette che ci danno sono il male totale dell'essere umano, perché la scuola non fa altro che formarti a diventare un numero, quindi già l'idea del voto, no? Tu a scuola pigliare un voto diverso dal tuo compagno di classe, già là ti mettono nella condizione di si vuole qualcosa in da vita essere più bravi, più forti, e quindi già là c'è un bug. Poi ti preparano alla società, perché troppo a scuola è a faticare, quindi a scuola ti dicono questo è il tuo posto e non puoi scegliere un altro posto, quindi tu sei abituato a farne capire che il posto tuo è unico. Quando Ti il posto posso tuo assicurare che con questo discorso nessun partito mai ti prenderà in considerazione di candidare. A scuola io dico che a scuola è uno dei mali maggiori della società, non ti candideranno mai. Dopo questa dichiarazione, ma tu come te la vivi questa
diciamo, il rapporto tra quello che tu senti e il mondo che immagini, no? E il mondo che c'è fuori. Cioè, Molta solitudine. Dico, ma non stai male? Mi chiedo. Assolutamente. Sto male, ma dal mio dolore scrivo il cazzo. Cioè, nel senso, il mio dolore è un motore che mi permette poi di riflettere su tante cose, su me stesso, ma sulla contemporaneità, su quello che siamo. E ho capito che l'unico modo per trovare un po' di serenità è stare bene quando sei soli. Sì, la Perché solitudine. Il legame crea comunque. Chiaro, c'ho dei legami È profondissimi. una cura a tanti mali. Sì, perché non fai compromessi, però poi vivi, insomma, se non la gestisci bene ti puoi isolare totalmente. Poi a me la vita mi piace gli esseri umani nelle loro contraddizioni, mi piace la grandezza e la bruttezza dell'essere umano, mi piace vivere con gli esseri umani. Queste idee utopistiche, ma neanche utopistiche, perché le cose a volte sono così semplici che non ne vediamo manco, insomma. Per me è semplice il fatto che le scuole, come sono concepite, la famiglia, un'altra gabbia della società, come sono concepite, hanno portato solo dolori e macelli. Le famiglie non sono vere, l'essere umano mente dalla mattina alla sera, in casa non si è mai se stessi. Diceva Gaber, anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti, perché a casa, pure quando noi eravamo adolescenti, a casa non eravamo quelli che eravamo fuori. Allora si dice, ma se la famiglia è una cosa bella, io perché in famiglia non devo essere me stesso e proprio in famiglia invece devo mentire e essere un altro? Già che è nato bug. La monogamia in natura non esiste. Con tutti questi bug dobbiamo riprogettare il sistema operativo. Perché... Ma scusate ragazzi, oggi 2026 usciamo da questo studio. Com'è il mondo? Sì. È un mondo piacevole. Quindi cosa, cioè, avevamo costruito tutta questa roba. Specialmente in questi giorni. Non so quando andremo in onda. Non so quando andremo in onda, però in questi giorni proprio la situazione è quella siamo in un sistema così. Io non posso dire ma chi è un genocidio? Non posso dire in televisione, non posso dire, per quale motivo non posso dire questa roba? Cioè, sto studiando contro una cosa brutta. Per quale ma sono tante cose, ovviamente il discorso è lungo, forse mi rimane, però cazzate, no? Che partono dalle cazzate le cose. Tipo sui social io non capisco, a volte dei video con i sottotitoli non capisco perché censurano la parola morte. Cioè, diciamo, ma è possibile? Cioè, noi, la morte è la ragione per cui tutto è. Cioè, noi tutti i nostri dolori, le nostre costruzioni, il nostro segmentale è semplicemente arrivare al punto finale, che è la morte, che poi è l'infelicità che accomuna tutti gli esseri umani. Tu quando sta scadenza ancora, quindi non potremmo mai essere felici, proprio perché e su questo noi costruiamo tutta la nostra vita. Come fai a censurare la morte? Che cioè, non può esistere la vita senza la morte. Tu me la censuri, mi censura la vita, no, in un certo senso. E questa è tutta una cultura occidentale, quella di anestetizzare il dolore, rimuovere il dolore, così. Sono le cose belle. E che poi non porterà a niente, perché tutto nasce dal fallimento. Sì, l'ipocrisia, la cosa. E questa è la società che abbiamo costruito con tutte queste piccole gabbiette che noi ci siamo messi, al quale abbiamo messo dei fiorellini, per cui ci piacciono anche. Perché in realtà noi non vediamo le sbarre, ma siamo in una grande gabbia. Ma il risultato è che non vediamo le sbarre. Non vedere le sbarre ti dà l'illusione di essere libero. Anto, che ci fai sentire? Ha fatto un lancio perfetto per il panico dell'ansia. Il panico dell'ansia, appunto. È un pezzo a cui sono affezionatissimo perché l'ho ballata, penso, un sacco di sere a Dignità. È vero. A Castel Sant'Elmo 2 anni fa, e sono molto contento di ascoltare il panico dell'ansia, ma a destro. Oh, ma quanto tempo ho perso dietro a un dito per poi capire che accusavo me. A volte pensi di essere cresciuto, ma porti dentro un altro limite. E quante trappole che ho costruito per poi finirci dentro solo io. Benché mi stesse bene quel vestito,
Oggi mi accorgo che non era mio. Prendimi le mani adesso, dimmi che è diverso e che mi passerà il panico dell'ansia, che posso starne senza. Fermami le mani addosso, in fondo è un solo sorso la felicità e devi berla tutta, che questa vita è una. Oh, ma quante ore che ho passato al vento e quanto vento che è passato di qui. Di certo avrò sbagliato anche il momento, ma non riuscivo più a comprendermi e sono stato male ed ho creduto che era meglio così, che col dolore ci sapevo fare, ma mi serviva per nascondermi. Mi ascolti? Prendimi le mani adesso, dimmi che è diverso e che mi passerà il panico dell'ansia, che posso starne senza. Fermami le mani addosso, in fondo è un solo sorso la felicità e devi berla tutta, che questa vita è una. Oh yeah. Oh yeah. E come mi sbattevo. Certo, mo seduto un po'. Mi sono figurato davanti Luciano Melchionna che piglia a cazzotti l'aria mentre fa sta cosa. Bellissimo. Ragazzi, io vi volevo fare una domanda unica per tutti e due, quindi poi vedete chi mi risponde per prima. Che responsabilità vi prendete voi? Che responsabilità? Vi prendete per quello che sarà domani? Lei prima hai detto usciamo da qua fuori questo mondo. Tu adesso che responsabilità ti prendi da comunicare? La prima cosa che posso dire è cercare di essere sempre me stesso, di lavorare affinché insomma il me stesso viene fuori, perché essendo se stessi poi tutto quello che costruisci lo costruisci su quella base e quindi qualcosa puoi dare alle persone, se no dai solo finzioni. Responsabilità non me ne prendo, nel senso no che non me ne prendo. Vabbè, ho capito il senso. Io sono un uomo mediocre, sono un uomo fallito, fallibile, finito come tutti quanti e non tengo nessuna verità in tasca, quindi l'unica cosa che posso fare è studiare per dissentire, perché io dico sempre alle persone: oggi se voi sapete 4 parole, con quelle 4 parole non potete neanche dare nome ai sentimenti vostri e quindi non comprendervi e quindi non comprendere. Invece più parole sai e più puoi confutare le idee degli altri ai prepotenti. Quindi una delle responsabilità che faccio, ma in modo naturale, non da sempre, è quello di cercare di ampliare le parole delle persone, ma perché lo faccio io come lavoro io quando sento i maestri parlare o qualcuno che ne sa più di me, io mi metto là, apro le orecchie e ascolto e imparo. In base a quelle parole formulo altri concetti, in base a quei concetti vedo tante cose. Molte persone non hanno queste parole, quindi non possono avere i concetti, non possono avere i sentimenti, e quindi una delle mie responsabilità è quella di dare una parola in più a chi ne ha poche. Luca, tu invece? Io mi sento molto responsabile di tutto quello che succede, di tutto quello che abbiamo intorno. Poi avendo 2 figli questa cosa un po' te la risenti anche risuonare, la senti risuonare e quindi fai anche tante riflessioni, no? Per esempio sul discorso che facevamo prima su tutta questa mania di brand, di oggetti eccetera. L'altro giorno mi trovavo a parlare con mia figlia che ha 15 anni, quindi sta nel pieno di questa cosa qua. Che prossime 15. Allora cercavo di capire, no? Io volevo portare il mio punto di vista più ideologico, no? E dirgli: guarda che comunque alla fine, cioè, quella la borsa è la stessa, solo che c'ha una scritta sopra e quella cosa la fa valere 10.000 euro in più. Però poi alla fine è la stessa cosa e soprattutto tu con questa cosa qua che vuoi fare ti senti migliore perché hai qualcosa in più, possiedi, non perché perché hai qualcosa. E lei mi ha detto in maniera molto tranquilla e ingenua, ha detto: no, ma io lo so benissimo, però mi piace. Capito? Quindi mi ha spiazzato questa cosa qua. Sì. Fantastico. Avrà ragione. E quindi a volte mi fa capire che semplicemente Poi con le donne è ancora più difficile. Semplicemente tutti noi viviamo, diciamo, una grande ricerca continua di dopamina.
anche diciamo questo podcast sta attraverso i social e le cose che porterà avanti, darà qualche piccola dose di dopamina a qualche scroller che starà lì e non passerà appresso, no? Di contenuti qua ce ne sono quindi come dire, come immaginare di non essere responsabili di tutto quello che sta succedendo. Quello che posso dire è che in questi anni ho imparato a perdonarmi, quindi sto facendo un lavoro quasi quotidiano di pratica proprio di perdonarsi, perché a volte anche poi sentirsi responsabili, sentirsi come ti posso dire, la causa di tutta una serie di problemi anche personali, no? La responsabilità non è colpa, sono due cose. Capito, un po' t'ammazza dentro, no? E quindi invece secondo me è una nostra responsabilità, ecco, anche mantenere uno stato di benessere proprio interiore, no? Che ci fa vedere le cose anche in maniera un po' più lucida, credo. No, ma che è anche necessaria la leggerezza, nel senso che non è superficialità, che non deve essere. Purtroppo quello che vedi attorno è tanta superficialità. Sì, nei popoli, nelle persone. Regna sovrana la superficialità. Mentre invece la leggerezza è una cosa molto più profonda e intima che bisogna avere, cioè a mantenere il momento in cui ci dobbiamo sollazzare, perché quella è energia comunque. No, che se non vai avanti. Non si però a mantenere ben presente che è un periodo particolare, un periodo storico complicato, e che non possiamo permettere tutto quello che sta succedendo così, cioè voglio dire, mo sta un parrucchino biondo che va ci rimane a maglia chi si scende, ci voglio casetto. Ebbene a casetta, piglia casetto, non fa niente. Tu che chi cosa ha fatto? Aiuta a Venezuela e sta pigliata a chi? È diritto internazionale violato. Aiuta in Iran, è diritto internazionale violato. E noi, ok, quindi siamo là dicendo ma non si può fare, nessuno che scende dice ma non si può fare questa cosa. Com'è possibile che concediamo tutto questo? Allora se concediamo tutto questo, io penso che siamo in un momento molto delicato, ci vuole poco che andiamo a finire di scatolette di turno, voglio dire, ci vuole poco che noi diventiamo i maiali al quale abbiamo fatto tanto di male in questi, abbiamo giusto. In realtà già c'è questa roba, cioè io già vedo una situazione di boccheggiare di un essere umano completamente all'amo, proprio perché non c'ha più il pensiero, non riesce più a formulare un pensiero personale, non riesce più a avere la forza perché poi entra in gioco la cosa, si salvi chi può, no? Cioè ognuno poi pensa che ti salvi, ma se io mi salvo da solo ma non tengo a Lucarello con il quale confrontarmi o crescere, ma che mi è servito a me salvarmi da solo? Però ti faccio la domanda, ma tu pensi che l'essere umano sia mai stato libero? No, non è mai, no, quindi non è cambiato niente. No, ma non è stato quelli che erano liberi sono stati soppressi. Sì, ma la libertà è un concetto particolare, perché esiste la gravità. Se faccio un salto non volo, la terra mi risucchia. E già questo mi rende schiavo della terra. Se la terra non produce la patata io non mangio, e già sono schiavo della patata, sono schiavo di tutto quello, perché io sono terra. C'è un messaggio subliminale, sono schiavo della patata. L'ha fregato, stavo per dire. Neanche no, voglio dire infatti pensavo che lo dicessi tu. Come siete malizio, vedi? Pensiamo sempre la stessa cosa, però in società ci comportiamo diversamente. Mentre noi siamo dei grandi bonobo, potremmo essere dei grandi bonobo, scimmie al quale dovremmo prendere esempio di vita, no? Dicevo Caparezza all'epoca, il bonobo power è l'evoluzione dell'uomo. Come? E invece noi siamo chini catene, chini gabbia. Prima hai detto il possedere le cose, no? Dicevo Chuck Palahniuk, quello che possiedi ti possiede, no? È vero. È così. E quindi tutto superficiale, tutto molto. E quindi la vedo dura, non lo so, la vedo distopica la situazione. Ragazzi, io purtroppo il tempo è quello che è. Io sono. Ma pure buono che stavo alla nave. Meno male che finisce. Scusate a tutti, siamo stati molto vulcanici. Siamo stati vulcanici, siamo quasi in continua eruzione, senza non la lava non si è mai fermata. Purtroppo io devo salutarvi, dobbiamo salutarci. Non posso fare altro che dirvi grazie.
anche perché anche questa volta ci siamo riusciti a mettervi insieme, diciamo, per un finale dove vivete insieme. Io voglio salutare un attimo Graziano Donadora alle tastiere, Claudio Sannino al pad, alla batteria elettronica, Federico Lunga alla chitarra e alla produzione musicale, Carmine Salcina alle camere, Gianluca Russa alle camere, Giuseppe Cirillo alla regia audio, e mi tocca ringraziare anche Alessandro Frischi, co-conduttore del programma. Sono io che ringrazio te, amico mio. Grazie. Abbiamo appena portato a casa una puntata, secondo me una foto, sono estasiato. L'unica cosa triste di questa puntata è che dovrà essere ridotta a 40 minuti per quella televisiva, ma su YouTube la metteremo per intera. Sì, no, ci deve stare un director's cut per forza, perché YouTube la mettiamo per intera, perché la gente se lo merita. E volevo dire, per chiudere, da Lucariello, tra tutte le responsabilità che deve prendersi, se da vediamo che è mia madre Signore Lucariello Maldestro, Vulcanici Pod Club, grazie. Non saccio manca chi songa se straccia l'anima attorno qua, straccia per tutti i giorni qua, spaccio quando non dormo, guarda in faccia quando ti sfonga, va a raggio ma poi fai bomba che plancia e se ne suona, minaccia che ti fanno ma vita facile, ti fragile, ti squagli rindallaci, ti bot, non mi capaci, ti bot, non trova pace, voglio un'altra prospettiva, prosperità attiva, guarda, figli ma mattina pronta per una tua destina, ma stiva stima, e castiga stirpe nuovi in tua festina, ti stira, istica rivoluzione, in ogni persona, voglio benessere da successo, no, non voglio comprensione. Butto te fotto buono, o brutto fa tutto d'amore, o lutto t'aiuta t'amore. Mi sfutta non muore, cacciatura la speranza, che creatura rinda panza. Posso solo guardare annanzi, a rete che rindo vacante. Vengo con le mie spine non per darti un fiore, ristillo il mio profumo con il tuo odore. Vengo per non chiederti di andare altrove, anche se restiamo fermi, il cuore si muove. Il cuore si muove. Questo programma è stato offerto da